Buongiorno, buongiorno e ben trovati la nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi il territorio. Ovviamente sotto la nostra lente di ingrandimento c'è sempre la cronaca, ma anche la politica, l'economia, le storie. E poi vi ricordo, oggi è venerdì e quindi alle 13 avremo il nostro spazio di approfondimento sull'ambiente con Andrea Ferrazzi. La settimana scorsa abbiamo parlato del consumo di suolo e le problematiche legate al consumo di suolo e oggi non perdetevi l'appuntamento alle 13 perché focalizzeremo l'attenzione sul Veneto e vedremo quali sono le zone, le aree del Veneto maggiormente colpite dal consumo di suolo e cercheremo di capire come uscire da un tunnel, diciamo, senza fondo con problematiche molto importanti legate anche ai cambiamenti climatici. Quindi il consumo di suolo con il Focus Veneto alle 13 con Andrea Ferrazzi. Come sempre però c'è la cronaca in primo piano, tante le notizie anche oggi. Ovviamente non possiamo non ritornare subito sulla tragedia di San Polo di Piave. Allora ripartiamo da dove abbiamo finito ieri nel nostro telegiornale di Treviso e quindi con la tragedia nella cantina Cadiraio a San Polo di Piave, il 46enne di Bassano morto di fatto per salvare l'amico. Prima di collegarci con Cristian Alboit e gli ultimi aggiornamenti, rivediamo cosa è successo. In questo momento siamo totalmente frastornati perché io sto solo pensando a loro e basta, sto pensando ai due figli che ho qui in azienda perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. Sono tutti attoniti alla cantina Cadiraio dove nel pomeriggio si è consumato l'ennesimo dramma sul lavoro, costato la vita a un 46enne di Bassano del Grappa, Marco Bettolini, nel tentativo di salvare un collega 31enne di Cordignano, gravissimo al Cafoncello. Sono circa le 14 in via del Carmine a Rai di San Polo di Piave. Il trevigiano è impegnato nella pulizia e manutenzione di una cisterna in autoclave in cui è stoccato del vino. Operazioni di routine, ma qualcosa va storto. Con ogni probabilità il 31enne inala delle esalazioni di monossido di carbonio che gli fanno perdere i sensi e lo fanno precipitare all'interno della vasca. Il collega bassanese tenta di salvarlo ma subisce la stessa sorte, prima un malore, poi la caduta. In azienda c'è il panico, scatta l'allarme, sono secondi e minuti concitati. Uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo, questo è quello che io so in questo momento. Dei ragazzi lì abbiamo provato subito ad aiutarli, ma la situazione non era facile, quindi anche per noi non era, in quei momenti lì non hai neanche la lucidità perché è come tu abbia dentro un figlio, cioè non è che ci siano tante cose da dire, scusatemi. A morire annegato il 46enne di Bassano, mentre il personale del SUEM riesce a soccorrere il 31enne che per primo è caduto nella cisterna. L'elicottero lo porta al Cafoncello dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri di San Polo e quelli del Norma di Conegliano, lo Spisal. È un pomeriggio di dolore. Bettolini è un enologo molto noto nel settore. La notizia piomba su Bassano nel tardo pomeriggio, non appena le forze dell'ordine riescono a mettersi in contatto con la moglie e i familiari, ma lo shock non può che essere generale. È davvero un brutto colpo per l'azienda ma anche per la comunità quando succedono questi eventi. Questa è un'azienda storica del territorio? È un'azienda storica, diciamo la famiglia Cecchetto poi anche con le attività che svolge durante tutto l'anno aiuta a tenere viva anche la socialità e la comunità. Quindi aumenta ancora di più il dispiacere quando certi episodi colpiscono purtroppo anche queste nostre realtà che sono anche eccellenza, espressione di eccellenza nei nostri territori. Di un incredibile accanimento del destino parla il presidente Luca Zaia. Simone Cecchetto, il titolare di Cadiraio, è parente di Giorgio Cecchetto, uno dei re del vino morto nei giorni scorsi e salutato proprio nelle scorse ore. Sono addolorato e vicino alle famiglie, dice Zaia. Superficialità e poca formazione, tuona invece la CISL, mentre per la UIL bisogna rivedere il protocollo della sicurezza in Veneto. Da inizio anno in tutta la regione ci sono state oltre 50 vittime, una strage senza fine. E allora subito da Cristian Alboit a San Polo di Piave, sei di nuovo davanti all'azienda Cadiraio, vedo il sindaco Fantuzzi, a te gli ultimi aggiornamenti, anche per sapere come sta il giovane di Cordignano.
Sì, buongiorno Nicola, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo di nuovo all'esterno dell'azienda Cadiraio dove ieri è successo questo dramma, questo incidente sul lavoro, l'ennesimo. Ci sono degli aggiornamenti sia sul fronte delle condizioni del ragazzo che resta in prognosi riservata, in gravi condizioni, in terapia intensiva al Cafoncello, questo 31enne di Cordignano, ma ci sono delle novità che arrivano anche dalla procura. Ve le posso dare in tempo reale perché Daniela Sizzia si trova a Palazzo di Giustizia e ha parlato da poco con il capo procuratore Marco Martani, ma anche con il legale della famiglia Cecchetto, la famiglia titolare di questa azienda. Il primo dettaglio che ti do, Nicola, è che c'è una telecamera, che sono state acquisite le immagini di una telecamera puntata sull'autoclave, sulla cisterna e che potrebbe aver ripreso gli ultimi istanti fatali del 46enne, questo 46enne di Bassano, Marco Bettolini, che di fatto quando ha sentito le urla, le grida del giovane collega, il 31enne di Cordignano, non ci ha pensato due volte e si è introdotto nell'autoclave per salvarlo, trovando tragicamente la morte. Sempre Daniela Sizzia mi aggiorna e mi dice che i due uomini sono entrati da una botola. Si sta ricostruendo quindi la dinamica del primo pomeriggio di ieri. Ovviamente tutto è in corso anche a Palazzo di Giustizia. Scusa se mi giro, ma appunto ci sono dei movimenti. I titolari li abbiamo sentiti attraverso anche l'ufficio stampa, sono molto cortesi, gentili, ma in questo momento non se la sentono di parlare. Dicono ovviamente di non aver chiuso occhio stanotte. I titolari, così come tutti i colleghi, sono ancora frastornati, addolorati, perché ieri per l'appunto in tanti hanno comunque assistito ai soccorsi che una volta attivati sono subito arrivati. Ecco, vedo adesso proprio in questo momento, Nicola, è tutto molto live, ringrazio comunque il sindaco se mi può aspettare soltanto un momento. Vedo la portavoce dell'azienda, la detta stampa, che ci sta aiutando, che fa da filtro, che si sta avvicinando probabilmente con un collega dei ragazzi, con un collega di Marco e del giovane 31enne. Siamo ovviamente live. Sindaco, un attimo solo. Allora, facciamo così, Nicoletta. Buongiorno, salve. Siamo in diretta su Antenna 3 e lei è un collega di Marco. Un fratello sia di Marco che di Alberto. Niente, volevo chiedervi se per favore potevate portare un po' di compassione per uno che sta lottando tra la vita e la morte e l'altro che purtroppo ci ha lasciato. Voi siete ovviamente ancora increduli, sotto shock. Direi di sì. Se evitate magari di assediare, dato che qua siamo una famiglia, tutti ragazzi giovani, e meno ci pressate, più assorbiamo e cerchiamo di andare avanti. Quello di Marco però è stato un atto di eroismo, questo va detto. Sicuramente. È stato un atto di altruismo, ha tentato di salvare il tutto e per tutto. Ieri voi eravate presenti al momento dei soccorsi. Basta. Grazie. Ovviamente, ecco, questa è il ricordo di questo collega, che chiede ovviamente anche la privacy, il rispetto del momento, che è ovviamente un momento di dolore per questa azienda, per tutti i dipendenti, per i titolari. Chiaramente c'è un'inchiesta in corso, non potrebbe essere altrimenti. Da un lato quindi c'è la partita giudiziaria che inizierà, sul posto ieri è intervenuto anche lo Spisal per fare luce sulla dinamica, dall'altro lato c'è ovviamente il carico di dolore
che queste morti portano. Sindaco Fantuzzi, siamo comunque di fronte a un atto di eroismo, questo va sottolineato. È chiaro che c'è un uomo morto tragicamente, però diciamo è morto nel tentativo di salvare un collega. Sì, buongiorno a tutti intanto. Sicuramente è una tragedia per l'azienda, ma anche per la comunità, per tutta la nostra comunità. Quando succedono questi eventi, queste morti sul lavoro, purtroppo non si rimane indifferenti, a maggior ragione poi quando capitano così vicini ai nostri territori, alle nostre comunità. Sicuramente appunto dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il gesto sia stato un gesto di grande altruismo, dove Marco ha cercato sostanzialmente di aiutare e salvare il proprio collega, e questo purtroppo lo ha portato incontro ad un evento fatale. Le dinamiche purtroppo in questi ambienti, soprattutto quando si tratta di serbatoi, di autoclavi, sono sempre dinamiche molto particolari, molto delicate, e anche a livello di sicurezza ci sono appunto dei protocolli e delle situazioni che sicuramente i ragazzi conoscevano, però chiaramente quando le dinamiche sono così improvvise, così immediate, non è facile avere la lucidità per riuscire a comprendere e capire veramente tutti i passaggi da fare. Resta appunto il gesto altruistico e di eroismo da parte di Marco. Che magari come amministrazione comunale andrete a sottolineare magari più avanti. Beh sì, adesso in questo momento, come giustamente diceva anche il dipendente, collega di Marco, questo è un momento anche di silenzio, soprattutto perché bisogna rispettare il dolore forte di un'azienda che appunto nei propri dipendenti investiva e li considerava appunto come famiglia, ma i dolori soprattutto anche delle famiglie coinvolte in questa tragedia, che sicuramente avranno tante domande, e appunto poi la procura e fortunatamente, come ho sentito, anche magari le immagini potranno chiarire le dinamiche. Senta, Sindaco, un'ultimissima domanda. Lei è stato presidente di una cantina sociale, lavora tuttora in agricoltura, conosce benissimo questo ambiente, è stato anche rappresentante responsabile della sicurezza in un'azienda. Sì. Che idea si è fatto? Perché non è la prima volta che capitano incidenti di questo tipo, si parla spesso di esalazioni killer. Sì, esatto, appunto la fortuna barra anche sfortuna in questo caso di conoscere comunque l'ambiente, di conoscere il settore, porta chiaramente a fare delle riflessioni. Sicuramente, come dicevo prima, ci sono delle procedure ben chiare per gli spazi confinati, ma come dicevo anche ieri nell'immediatezza dell'evento, ormai tutte le aziende nei nostri territori sono ben preparate a questo tipo di eventi, formazione viene fatta. Chiaro che in questa fase ti viene da pensare non è mai troppa e non è mai abbastanza, è vero, però come ripeto, come ho detto in precedenza, ci sono delle dinamiche, dei momenti talmente concitati, talmente improvvisi, che non è semplice arrivare a seguire i protocolli quando hai un amico magari che è in condizioni precarie, che sta per perdere la vita. Grazie Sindaco Nicola Fantuzzi. Per il momento da Cadiraio, da RAI di San Polo di Piave, Nicola, è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto, e quindi poi anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali i vari volti di questa vicenda, quindi l'aspetto umano ma anche l'aspetto giudiziario. Insomma, vi parleremo anche della sicurezza di questi eventi, non solo con i sindacati ma anche con degli esperti. Adesso andiamo a parlare di un'altra giovane vita spezzata, è la giovane vita spezzata del 38enne morto ieri a Tezze sul Brenta, l'incredibile incidente con questo giovane di 38 anni che cade dal motorino dopo un incidente con un'auto e viene travolto da una seconda auto. C'è una comunità che resta ancora attonita per quanto accaduto. Allora vediamo il servizio della redazione di Bassano e poi purtroppo parleremo anche di un altro grave incidente avvenuto stanotte a Fossalta di Portoguaro, ma prima la comunità sconvolta di Tezze per la morte del 38enne. È ancora sotto shock la comunità di Tezze sul Brenta per quanto avvenuto nella mattinata di giovedì, quando Altin Lecai, 38enne, padre di 3 figli, è stato travolto e ucciso da un Audi a seguito di una drammatica e letale carambola.
L'incidente si è verificato in via Tre Case e la dinamica è stata impressionante. Lecai, in sella a uno scooter Honda di grossa cilindrata, si stava recando al lavoro in una ditta di Stroppari, dove faceva l'operaio. Lungo via Tre Case, in un tratto rettilineo, l'auto che lo precedeva, una Nissan con alla guida una 63enne di Cartigliano, avrebbe frenato e il 38enne di origine albanese non ha potuto evitare l'impatto col mezzo, finendo sulla corsia opposta, dove nel frattempo sopraggiungeva un'Audi condotta da una donna di 53 anni che ha travolto Lecai e il suo scooter. L'Audi si è poi schiantata contro la recinzione di una casa, abbattendola parzialmente. L'operaio 38enne è deceduto poco dopo per le gravissime lesioni riportate. La salma di Altin Lecai è stata trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è prevista l'autopsia. L'amministrazione comunale di Tezze sul Brenta, nella persona del sindaco Luigi Pellanda, ha già fatto sapere che verranno assistiti la moglie e i figli di Lecai. La famiglia della vittima è molto conosciuta in paese, stimata, perfettamente integrata con i 3 figli che frequentano la scuola e gli impianti sportivi. Una persona ben voluta, Altin Lecai, per il suo essere gran lavoratore e al tempo stesso una persona solare. Lo dicevamo, a Fossalta di Portogruaro ieri sera un tragico incidente stradale, una donna di 70 anni che ha perso la vita in uno schianto frontale con un'auto a bordo, un 28enne che è in gravi condizioni. Fra poco Lucio Zanato ci racconterà anche questa tragedia, ma sempre in zona, ci spostiamo di poco, c'è la vicenda terribile del piccolo Bilal Curtesi di Portogruaro, il bimbo di 18 mesi morto per un grave trauma cranico. Ebbene, l'autopsia ha dato una svolta alle indagini, perché è una ricostruzione, quella dell'esame autoptico, che smentisce la dinamica fornita dai familiari. Il piccolo Bilal Curtesi, di 18 mesi, è deceduto per schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto. Così dall'autopsia sul corpicino del bimbo di Portogruaro, eseguita in mattinata dal medico legale Antonello Cirnelli. Il bimbo morto nella tarda serata di lunedì, dopo almeno un'ora di agonia, dunque per il grave trauma alla testa provocato dall'incidente con l'auto in retromarcia. Non è escluso proprio dalla Fiat Punto grigia della sua famiglia, già posta sotto sequestro dagli inquirenti. La svolta nelle indagini ha perciò smentito completamente la ricostruzione dei familiari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccino mentre si trovava sul cofano dell'auto, e così il giorno dopo la tragedia pure ai nostri microfoni lo zio. Sentite. La macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato sul cofano della macchina e il bambino è caduto. Si è abbattuto la testa. E ha battuto la testa. All'autopsia delle scorse ore hanno partecipato anche il legale dei genitori e un consulente, che sono stati indicati dalla coppia in quanto parte offesa. Nelle prossime ore la Procura di Pordenone deciderà come procedere nell'inchiesta e se iscrivere qualcuno dei familiari nel registro degli indagati. Fra poco con Lucio Zanato a Fossalta di Portogruaro. Prima però lasciamo per un attimo la cronaca, la riprendiamo subito dopo e andiamo a Padova da Chiara Gaiani in collegamento per parlare di migranti. Come sapete, l'abbiamo raccontato ieri anche nei nostri telegiornali, quella di stasera si preannuncia una serata di tensione davanti all'aeroporto Allegri, zona di trasferimento dei migranti dalle palestre, per questo doppio sit-in, Forza Nuova da una parte, centri sociali dall'altra. Allora, Chiara Gaiani, gli ultimi aggiornamenti. Sì, questa sera, buongiorno da Padova, le due manifestazioni opposte davanti all'aeroporto Allegri che creano non poche preoccupazioni in città, e precisi i dettami della questura. Ricordiamo, davanti all'Allegri ci saranno gli estremisti dell'estrema destra di Forza Nuova che chiede che non arrivino più migranti e contro le politiche del governo, dall'altra invece i centri sociali che verranno
saranno tenuti a debita distanza. Via Sorio, che è una via di collegamento importante per la città, sarà attentamente controllata dalle forze dell'ordine. L'accoglienza dei migranti resta un tema molto caldo, e per questo ringraziamo Margherita Colonnello, che è assessore sociale del Comune di Padova. In queste ore dovrebbe esserci il trasferimento dei circa 30 migranti che attualmente sono ospiti nella palestra di Ferriole, proprio in una palazzina per ora finora dismessa all'interno dell'aeroporto Allegri. Resta questo tema dell'accoglienza, che è in capo alla prefettura, ma che vede i comuni, diciamo, di fatto attori, anche senza grosse armi potenziali. Certo, e per gli enti locali ogni occasione è buona per ribadire proprio questo. In questi giorni, in questi mesi, sono le prefetture ad essere diventate protagoniste dell'accoglienza, perché il governo ha deciso di tagliare tutti gli strumenti che davano ai comuni qualche competenza. In particolare ci riferiamo al progetto di accoglienza diffusa chiamato SAI. Ecco, è da mesi che come enti locali, tramite ANCI, chiediamo al governo di sbloccare i fondi per l'accoglienza diffusa, che limiti i disagi soprattutto per la popolazione accolta degli hub, e il governo invece non muove un passo, e questo poi provoca le situazioni come quelle che si verificheranno questa sera. Ecco, gli sbarchi sono continui a Lampedusa, le abbiamo viste le immagini che continuano a passare, persone che arrivano davvero disperate. Padova nel mese di agosto ha fatto la sua parte, nonostante tutto e nonostante tutti, Assessore. Certo, Padova ha fatto la sua parte, e io vorrei dire che il tema non sono gli sbarchi, il tema è il minuto dopo gli sbarchi. Allora, come enti locali ci interroghiamo sul motivo per cui l'emergenza ci sia in questo paese a fasi alterne, e casualmente quando il ministro competente su questi temi non è di un colore politico, è di un colore politico che su questi temi ha interesse forse a fare polemica. Quindi il minuto 2 rispetto agli sbarchi è: come collochiamo queste persone? Forse la risposta non è tagliare i fondi per l'accoglienza, ma al contrario rinforzare gli strumenti di accoglienza diffusa che gli enti locali praticano da anni, che ci sono, e per cui chiediamo un investimento più deciso. C'è preoccupazione da parte del Comune, Assessore, per le 2 manifestazioni di segno opposto che ci saranno questa sera? Io credo che le manifestazioni di oggi siano il frutto di una polemica politica che sta montando in questi mesi, e che sul corpo, sulla vita di queste persone che affrontano un viaggio in mare purtroppo fa anche propaganda. Non si può fare propaganda sulla vita delle persone, e Padova vuole dire che tutti possono essere accolti. Ecco, allora noi ringraziamo Margherita Colonnello ovviamente di questo argomento, continueremo a discutere, vi racconteremo anche quanto accadrà questa sera davanti all'aeroporto Allegri con le nostre immagini. Direi che è tutto, ringrazio Francesco Ratai per la collaborazione tecnica, e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Restiamo a Padova con il video che si è diffuso, è diventato virale in queste ore, che lascia davvero esterrefatti, con una donna aggrappata al cofano di un'auto in movimento alla Stanga, proprio a Padova. Guardate. Nessun ciak si gira con le macchine da presa o un regista di un film d'azione. Non è finzione quella che state vedendo. La donna che vedete aggrappata al cofano di un'auto in corsa nel più noto fagiolo della Stanga a Padova non è una scena cinematografica, ma la realtà immortalata in questo video di appena 23 secondi che impazza sui social. Una scena di ordinaria follia avvenuta probabilmente nei giorni scorsi. L'auto, un Alfa Romeo Giulietta, pare uscita dalla rotonda per immettersi in via Turazza. Il video inizia più o meno all'altezza delle strisce pedonali, dove forse sta attraversando Ignara, la donna di chiare origini africane. La mancata precedenza, un diverbio, nessuno sa cosa sia accaduto per ora. Fatto sta che la donna viene caricata prona come se fosse stata investita dall'auto, che accelera mentre, attaccata stretta al cofano, viene sbalzata da un lato all'altro. Il veicolo punta poi verso via Venezia, dove il video si interrompe. Immediate le reazioni in città, tra le quali quella dell'ex consigliere comunale Alain Luciani, che invita la polizia locale a ricostruire quanto accaduto attraverso le numerose telecamere presenti nella zona.
Davvero incredibile questa scena. A proposito di poi sicurezza in strada, non si arrendono i multati del Velox di Cadoneghe, che questa sera si sono dati nuovamente appuntamento per un sit-in davanti al municipio, che poi peraltro seguiremo in diretta nel telegiornale del Veneto. Vediamo. Hanno incontrato il sindaco Schiesaro, sono stati davanti alla prefettura nella settimana di Ferragosto, hanno partecipato al consiglio comunale di Cadoneghe. 2 mesi senza risposte sono troppi per le migliaia di multati dai 2 Velox lungo la strada del Santo, che questa sera dalle 18 alle 19 si sono dati nuovamente appuntamento davanti al municipio per un sit-in. Dal sindaco aspettano questa decisione, la stessa chiesta dai microfoni di Ring, trasmissione del network Media Nord-Est, l'annullamento in autotutela di tutte le 40.000 sanzioni elevate in poco meno di 2 mesi, in attesa dell'esito della perizia pro veritate affidata dal Comune ad uno studio esterno. E dovrà dire se nel procedimento amministrativo che ha portato all'installazione di questi autovelox si nasconda o si palesa qualche anomalia o qualche lacuna. Se questa lacuna, se queste mancanze saranno determinanti, allora il Comune di Cadoneghe potrà procedere in autotutela alla dichiarazione dell'illegittimità dei provvedimenti emessi e quindi all'annullamento di tutte le sanzioni. Un procedimento, quello che ha portato all'installazione dei 2 Velox, poco chiaro, sostengono i multati. Non è vero che ci sono tutti questi incidenti, ci sono stati incidenti gravi, mortali. Non è vero, perché gli incidenti, quelli comunicati e quelli effettivamente verificatisi, c'è un qualcosa di anomalo. Il sindaco Schiesaro, ricordando l'indagine interna avviata, ha annunciato in consiglio comunale di essere in attesa della convocazione del prefetto. Nel frattempo sui Velox indaga anche la procura di Padova, che ha emesso 2 avvisi di garanzia. E intanto a Cittadella è entrato in funzione un nuovo rilevatore di velocità. A comunicarlo l'amministrazione comunale. A seguito di numerose richieste arrivate ai residenti, la polizia locale ha attivato l'apparecchiatura in via Postume di Ponente all'intersezione con via Monsignor Pesavento. Si tratta di una postazione di controllo automatico della velocità che opera in entrambi i sensi di marcia. In quel tratto di strada, ricorda l'amministrazione comunale, il limite di velocità è di 50 km all'ora. Quindi abbiamo in questo caso un autovelox chiesto dai cittadini per garantire la sicurezza. Restiamo nel Padovano, condannato a 1 anno e 6 mesi per una violenta lite con un vicino, è accaduto a Bovolenta. A più di 4 anni è arrivata la condanna agli arresti domiciliari per un uomo di 45 anni di Bovolenta che nell'agosto 2019 aveva aggredito con pugni e una coltellata un vicino. Il tutto era avvenuto dopo un incontro fortuito tra i due in un bar del centro del paese. Un iniziale diverbio verbale è sfociato in una vera e propria rissa dove dopo una raffica di pugni è comparso anche un coltello. Al 45enne i carabinieri hanno notificato l'ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria veneziana. L'uomo dovrà restare agli arresti domiciliari per 1 anno, 6 mesi e 17 giorni. A Treviso adesso, dove invece la polizia, la squadra mobile, ha individuato il capo di una baby gang e caccia i suoi giovani complici. È un allarme quello della sicurezza in città che resta alto. Guardate cosa hanno fatto a un 16enne. Prima la violenza, poi le minacce, ritira la denuncia o te ne pentirai. È durato a lungo l'incubo di un 16enne preso di mira a Treviso da una banda di giovani dediti ad aggressioni e rapine in pieno centro, obiettivo proprio i minorenni. La squadra mobile ha individuato e arrestato il capo, un 20enne, ed è caccia agli altri 3 complici. Il ragazzino viene preso di mira a giugno. Il gruppo si avvicina, lo circonda, il 20enne che li guida lo afferra per un braccio e per il collo e gli strappa la catenina. Ma non è finita. Meno di un'ora dopo, il ragazzino ancora sotto shock viene raggiunto dalla stessa gang vicino alla stazione dei treni. Lo spingono con forza verso il tunnel, lontano da sguardi indiscreti, lo schiaffeggiano e gli rubano 100 euro, l'orologio, gli occhiali da sole e alcuni braccialetti. A questo punto per il 16enne è impossibile non raccontare tutto ai genitori che puntualmente denunciano quanto accaduto alla polizia. E proprio mentre l'indagine della squadra mobile ha inizio, il capobanda ritrova il ragazzino in città 1 mese dopo e lo minaccia. Ritira la denuncia. Non sa che la polizia è ormai sulle sue tracce e ha ricostruito tutte le sue azioni e i suoi spostamenti.
Per il 20enne con precedenti scatta l'arresto. Ora si trova ai domiciliari e sottoposto al controllo del braccialetto elettronico come disposto dalla procura. È caccia aperta invece agli altri 3 componenti della banda in una Treviso che ancora una volta si riscopre fragile sul tema delle violenze e dei soprusi di giovanissimi. Peraltro il tema della sicurezza delle baby gang è stato al centro anche del dibattito nel Consiglio Comunale ieri a Treviso, ne parleremo questa sera nel corso del nostro telegiornale e domani è previsto un incontro proprio tra il sindaco Mario Conte e il ministro Nordio che come sapete era l'8 settembre qui a Treviso per una cerimonia ed è tornato a parlare di sicurezza dicendo che c'è un problema di sicurezza anche a Treviso, tanto da aver pensato al decreto Caivano anche pensando alla città di Treviso. Quindi domani l'incontro Nordio-Conte in città. Torniamo però a Fossalta di Portogruaro, lo dicevamo, una 70enne che muore nello schianto della sua auto contro quella di un giovane 28enne ora in gravi condizioni. Abbiamo il nostro Lucio Zanato sul posto. Lucio. Sì, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo qui in via Battisti, praticamente tra Fossalta di Portogruaro e Gorgo, sulla strada verso Fratta, tanto per intenderci. Ieri sera intorno alle 21 si è verificato uno schianto mortale su questa curva e però volevo chiedere, qui ovviamente abbiamo anche i parenti, qui abbiamo il fratello di Nicoletta Battisacco che è venuto qui. Senta, l'hanno avvertita questa mattina alle 6:30. Sì. Stamattina alle 6:30 ero a dormire e è venuta mia nipote, mi ha svegliato e mi ha dato questa bella notizia. Ecco, bella notizia. E senta, ma com'era Nicoletta e soprattutto cosa ci faceva su questa strada ieri sera intorno alle 21? A quanto ci hanno detto, stavo tornando che era andato a trovare una sua amica, non so, ecco, così. Ed è andata così, non so così è successo. Non le hanno spiegato la dinamica? No, c'è un 28enne che adesso è all'ospedale all'Angelo in prognosi riservata in pericolo di vita. Anche sì, sono prima dai carabinieri e i carabinieri ovviamente non le dicono niente finché il magistrato non so, intervengono altre situazioni, non so, in caso di morte. No, adesso io non me ne intendo di queste cose. Senta, come la volete ricordare Nicoletta, che aveva questa passione per i gatti, che era una persona solare? Così era. Lei sempre contenta era. Sempre una persona positiva, insomma, via, nonostante i problemi che aveva anche di salute, insomma, però... persona estremamente prudente. Ma sì, assolutamente sì. Andava pianissimo, che tante volte mi è capitato ultimamente di essere anche insieme con lei là, però andava pianissimo, ecco. Un appuntamento col destino. Esatto, non si sfugge, al destino non si sfugge. Al destino non si sfugge. Grazie, il dolore dei familiari per questa vittima. I vicini ci raccontano comunque di una strada, per quanto poco trafficata, sempre in un punto difficile, quello appunto che vedete alle mie spalle, un punto difficile che ieri, come ripeto, ha fatto impattare sotto una pioggia battente appunto Nicoletta Battisacco con un 28enne, la Hyundai di Nicoletta transitava lungo questa strada, grazie per il suo contributo, e invece la C4 veniva in senso contrario. Probabilmente qui proprio per la pioggia c'è stato un scostamento della sede stradale, cioè una delle due auto è uscita praticamente nel senso di marcia, c'è stato un impatto tremendo. Per Nicoletta non c'è stato nulla da fare, per il 28enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale all'Angelo. Va detto che il maltempo ha impedito addirittura all'elicottero del 118 di Treviso, che si era stato in volo per venire a recuperare il ferito, di arrivare sul posto, quindi hanno dovuto arrivare con l'ambulanza. Questo sta a significare cosa c'era ieri sera qui e molto probabilmente appunto il maltempo in contemporanea con questa strada che i residenti ci dicono essere pericolosa proprio in questo punto, in questa curva. Non è il primo incidente che capita, addirittura una betoniera è uscita dalla sede stradale qualche mese fa. Sta a significare che qui evidentemente i due comuni, sia Fossalta di Portogruaro che Portogruaro, che si condividono questa strada, devono intervenire per quanto riguarda probabilmente la pendenza della sede stradale. È quella probabilmente la causa che ha poi creato questo impatto, accompagnata alla forte pioggia e quindi all'asfalto reso scivoloso. 6 domande, Nicola?
No, grazie a Lucio Zanato, grazie davvero per il tuo collegamento. Restiamo però in provincia di Venezia, ma per parlare di tutt'altro torniamo nel capoluogo regionale, peraltro, che è salvo dalla blacklist dell'UNESCO, l'abbiamo raccontato ieri. Filippo Fois, buongiorno. Buongiorno da Venezia, siamo in compagnia della Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano. Come tutti ieri ha seguito con molta attenzione quello che accadeva a Riad. Alla fine il voto è stato unanime, Venezia non è patrimonio a rischio UNESCO. Sì, è sicuramente una notizia importante per tutta la città. All'unanimità la Commissione ha deciso di non mettere Venezia nei siti a rischio, tra i patrimoni a rischio. E quindi noi siamo molto contenti di questa notizia. Hanno riconosciuto il grande valore, l'impegno, gli sforzi che l'amministrazione sta compiendo a tutela e a salvaguardia della città. Da ultimo, l'avete seguito tutti, è stato proprio l'approvazione del contributo d'accesso. Perché era così temuto il giudizio dell'UNESCO? C'è anche chi sostiene, in fondo che ci sia o non ci sia, che importanza può avere? È sicuramente un'istituzione importante che quando appunto si esprime fa eco una decisione UNESCO in tutto il mondo. Peraltro noi abbiamo rapporti consolidati anche con i ministeri a livello governativo che seguono anche le candidature UNESCO. Sai Filippo, io ho seguito la candidatura UNESCO delle pelle di vetro, parliamo di immateriale, e sto seguendo quella del merletto. Murano e Burano, lo diciamo per i nostri telespettatori più distratti. Assolutamente, e quindi insomma cerchiamo davvero di unire le forze sia per il materiale che l'immateriale per fare il massimo a tutela di Venezia, dei suoi abitanti e della sua laguna. Il Consiglio Comunale nel quale è stato approvato il contributo d'accesso è stato molto partecipato, per usare un eufemismo. L'impressione è che la città sia spaccata in due su quello che dovrebbero essere le politiche future del Comune. Ma io francamente resto sempre molto perplessa. Coloro che si aspettavano o speravano che l'UNESCO decidesse di metterci in blacklist credo non siano rappresentativi di chi ama questa città. Venezia ha bisogno di persone che uniscono le forze, quindi istituzioni insieme ai cittadini, per provare a dare delle soluzioni a questo turismo che è diventato insostenibile, lo riconosciamo tutti. Però bisogna iniziare. Il contributo d'accesso è una sperimentazione, ma è un inizio, perché da 40 anni nessuno aveva fatto nulla al riguardo. Venezia sta vivendo oramai da 50 anni anche un drammatico spopolamento. Lei è una delle rare persone che ha fatto, diciamo, il tragitto inverso del Ponte della Libertà, da Mestre a Venezia. Com'è vivere a Venezia? Ma Venezia è una città assolutamente affascinante, è una città di cui puoi godere delle sue bellezze in ogni stagione. È una città anche complicata perché insomma lavorare magari in terraferma, la logistica non è assolutamente semplice, però da giovane e da chi ha fatto il percorso inverso consiglio davvero a tutti di vivere a 360 gradi una città che è davvero unica al mondo e che tutti ci invidiano. C'è qualche cosa che invece, l'ultima domanda che le faccio, diciamo, si è resa conto toccandola con mano, stando a Venezia, ha detto beh caspita, forse non avevano tutti i torti quando si lamentavano di questo aspetto qui della città? Ma il turismo di massa è sicuramente un problema, ripeto, è riconosciuto da tutti. Venezia è tanto bella quanto fragile, quindi davvero bisognerebbe e bisogna fare il possibile per tutelarla, ma anche per comunicare all'esterno, a chi arriva a Venezia, di proteggerla e di rispettarla sempre. Questo è un messaggio che deve partire da una città così, che può essere anche fungere da modello per le azioni che poi verranno intraprese, può assolutamente fungere da modello per tutto il mondo. Grazie Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, e per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, il dibattito continua ovviamente in città, pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Adesso parliamo di cinema e si è da poco conclusa la mostra del cinema, ma c'è stata anche una premiazione importante per quanto riguarda il cinema e riguarda anche il Veneto. Parliamo della 10ª edizione del premio Leone di Vetro, che ha visto trionfare il film 800 giorni di Denis Dell'Ai, che non è solo regista, è anche un collega giornalista, che racconta il sequestro più lungo mai avvenuto in Italia, il sequestro di Carlo Celadon, figlio di un imprenditore della Concia del Vicentino, ad opera della 'ndrangheta. E per parlarne, e per parlare di questo, ma anche di cinema, abbiamo ospite con noi, lo ringrazio, Claudio De Donatis, membro della CDA della Fondazione Veneto Film Commission. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, partiamo intanto dal Leone di Vetro e dalla 10ª edizione, quindi la vittoria di Denis Dell'Ai era l'8 settembre, no? Se non sbaglio, il giorno della premiazione, peraltro presenti anche altre importanti personalità, ricordo un altro importante regista come Daniele Cipri. Allora, è un film che racconta un momento della storia d'Italia legato anche al nostro territorio. Sì, allora, intanto mi consenta di fare due parole sul premio, giunto Certo. appunto, come sottolineava lei, alla 10ª edizione, quindi sono 10 anni che questo premio viene realizzato e in questa edizione devo dire che la partecipazione da parte dei premiati è stata veramente importante. Non solo Denis Dell'Ai, premiato come miglior film con 800 giorni, ma anche altri personaggi come per esempio con Improvvisamente Natale, Francesco Patierno, Violante Placido e Michele Foresta in arte Mago Forest. Certo. Restando invece alla domanda rispetto al film che è stato premiato come miglior film del regista Denis Dell'Ai, sì, è una storia che racconta di un periodo del nostro paese, gli anni '80, particolarmente funesti, particolarmente tragici per la serie di sequestri che in quegli anni si sono replicati. Il sequestro di cui racconta il film è, come diceva lei, il sequestro più lungo della storia, 831 giorni di prigionia di Carlo Celadon, figlio di un imprenditore del settore delle concerie, e allora aveva solo 20 anni, 19 anni. Fu un sequestro molto efferato che colpì molto non solo la fantasia, gli animi delle persone di quel tempo, ma che per molti anni se ne parlò. Oggi si è ritenuto di premiare questo film non solo per la qualità del film, che è eccezionale, verrà presentato tra l'altro in prima assoluta il 30 settembre a Breganze, ma anche per sensibilizzare le generazioni future che di questo premio ovviamente sanno poco, addirittura nulla, per raccontare uno spaccato di vita degli anni '80 del nostro paese. Sì, è importante insomma perpetuare la memoria anche soprattutto per le giovani generazioni. Allora, mi colgo l'occasione per parlare un po' del Leone di Vetro. Adesso vediamo anche un po' di immagini delle scorse edizioni. È un premio che ormai è giunto alla 10ª edizione, che sta diventando sempre più importante. Che significato ha? È un premio, allora, intanto si inserisce logisticamente, diciamo così, all'interno della Mostra del Cinema di Venezia e anche temporalmente, perché la Mostra del Cinema si conclude il sabato e il premio invece Leone di Vetro viene assegnato il venerdì. È un premio che gode del sostegno delle istituzioni. Regione Veneto ha ospitato anche la presentazione, è venuta il 5 di settembre all'interno del Hotel Excelsior, nello spazio appunto Regione Veneto, Fondazione Veneto Film Commission. È un premio che gode del riconoscimento da parte del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia, che hanno concesso il loro patrocinio, ma non solo, l'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, e quest'anno anche dell'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco del Veneto. È un premio che vuole premiare il territorio, nel senso che è rivolto principalmente a coloro i quali investono con le loro produzioni sul nostro territorio, nel territorio veneto, o attraverso l'impiego di maestranze proprio del territorio, oppure realizzando le loro produzioni, quindi allestendo il loro set cinematografico nel set più grande che è rappresentato dalla nostra regione.
E questo serve come veicolo di comunicazione, quindi di promozione del territorio su tutti gli schermi dove poi queste produzioni vengono proiettate. È un modo di fare promozione anche turistica, ma è anche un modo per dare all'economia del territorio una possibilità di ricchezza in più. E qui veniamo allora dopo le chiedo anche qualcosa sulla mostra del cinema, insomma ci siete stati ovviamente. È un po' quello che diceva lei, la mission della Veneto Film Commission, cioè di rendere il territorio sempre più protagonista. Lo è già perché gli scenari del Veneto spesso sono scenari da film, ma per rendere ancora più partecipe il territorio, anche lo diceva lei, con le maestranze. Sì, la mission della Film Commission è proprio quella di favorire la realizzazione di produzioni all'interno della nostra regione. C'è tutta un'attività di scouting che viene finanziata appositamente per rendere conosciuto ciò che può essere messo a disposizione di coloro i quali, nuovi o più esperti produttori, vogliano realizzare dal punto di vista cinematografico. La Film Commission da questo punto di vista, oltre a svolgere l'attività di scouting, gestisce anche i bandi di assegnazione dei contributi, perché le produzioni cinematografiche possono sostenere attraverso questi bandi di contributi finalizzati appunto alla realizzazione delle pellicole. Sono bandi che nel prossimo triennio, quadriennio, potranno contare su un budget di quasi 20 milioni, esattamente sono 19 milioni a disposizione. Saranno 2 bandi per ogni anno, 5 milioni per ogni anno messo a disposizione, e naturalmente le produzioni ritenute più interessanti o ritenute più caratterizzanti dal punto di vista anche promozionale per il nostro territorio saranno finanziate. Questi bandi nei loro criteri ovviamente prevederanno anche dei benefit per coloro i quali impiegheranno le maestranze locali, senza la necessità quindi per le produzioni di portare all'interno della nostra regione maestranze che provengono al di fuori del territorio. Questo perché? Perché all'interno del nostro territorio ci sono le professionalità che possono garantire il migliore dei risultati anche utilizzando appunto maestranze interne. Un modo per evitare anche la fuga dei cervelli, no? dalla nostra regione. Sì, allora diciamo che gran parte delle produzioni fatte in house, diciamo così, vengono realizzate a Roma. Sappiamo benissimo che Cinecittà è in grado di ospitare qualsiasi tipo di produzione. Questo porta che esperti di fotografia, esperti di sceneggiatura, esperti di montaggio, eccetera, si rechino a Roma e poi inevitabilmente facendo esperienza lì ed avendo quindi le qualità per poter proseguire, molto spesso rimangono lì. Il fatto invece di utilizzare maestranze locali consente a queste maestranze di rimanere nel loro territorio, di continuare a vivere e lavorare nel loro territorio e quindi portare anche un arricchimento per la nostra regione. Ma le faccio una domanda così molto estemporanea, visto che ha citato Cinecittà. Sarebbe possibile o sarebbe solo un sogno avere una Cinecittà in Veneto? Ma guardi, io non conosco nel dettaglio i costi del mantenimento di una struttura di questo genere. Credo che per poter realizzare un sogno di questo tipo siano necessari capitali molto ingenti. È vero che Venezia è un set cinematografico molto gettonato, molto richiesto, però è difficile che da sola possa supportare e sopportare il peso di un impegno economico come quello che può essere. Anche perché ha tanti altri problemi da gestire. Anche perché ha tanti altri problemi e comunque non è la mission principale. Un centro di produzione cinematografica importante che magari potrebbe essere sul territorio che non sia Venezia. No, allora dovrebbe essere ovviamente decentrato. Giocherebbero un ruolo ovviamente sempre a livello provinciale. Teniamo conto che la Fondazione Veneto Film Commission è una fondazione creata con legge regionale su indicazione di legge statale e la legge statale prevede che venga riconosciuta all'interno del territorio un'unica Film Commission per regione. Certo. E quindi la Regione Veneto ha creato la propria Film Commission, anche se con un certo ritardo, e questa opera a livello centrale. Però prima della nascita della Film Commission della Fondazione esistevano già sul territorio delle Film Commission locali
che ben operavano, penso alla Film Commission di Treviso e Belluno, penso alla Polesine Film Commission, alla Film Commission di Vicenza, che ha peraltro aiutato e sostenuto la realizzazione del film 800 giorni di cui parlavamo all'inizio. Quindi io credo che più che realizzare un centro come Cinecittà nella nostra regione sarebbe meglio fare squadra, riuscire ad avere un coordinamento da parte del centro verso la periferia per realizzare anche quelle economie di scala che sono necessarie per risparmiare sui costi e per avere evidentemente il migliore dei risultati, perché ogni territorio ha delle professionalità molto specifiche, una conoscenza del territorio che nessun altro può avere. Certo. E quindi mettere in rete queste sinergie, queste professionalità, queste capacità sarebbero forse più importanti, sarebbe più importante che non che centralizzare, insomma, una Cinecittà diffusa, chiamiamola così. Una Cinecittà diffusa, esatto. Stiamo vedendo le immagini della mostra del cinema. Che mostra del cinema è stata, secondo lei? È stata la mostra del cinema di tutti gli anni, una ottima mostra del cinema con ospiti molto importanti provenienti da tutto il mondo. In questa maniera Venezia riesce ad essere presente, anche se solo per una decina di giorni, su tutti i media di tutto il mondo. Questo è un messaggio sicuramente di importanza promozionale, ma è anche un messaggio che si inserisce oggi all'interno di quella che è la sostenibilità di questa città. La sostenibilità infatti è stato il tema della mostra del cinema ed è anche il tema della Fondazione per i prossimi anni. Senta, torniamo al Leone di Vetro, già si pensa all'anno prossimo, è un'organizzazione immagino complessa. È un'organizzazione complessa che all'indomani della proclamazione dei vincitori comincia già a lavorare. Devo dire che l'anno prossimo stiamo già vedendo, non posso anticipare nulla naturalmente, stiamo già vedendo però le realizzazioni che sono in programma o che sono in itinere. E sulla base di questo poi si andrà a fare il lavoro che ogni anno viene fatto. Voglio ricordare con l'occasione la giuria. La giuria di quest'anno era una giuria di grande qualità, era presieduta da un'icona del cinema italiano, l'attore Fabio Testi, il maestro Fabio Testi, supportato da due personaggi. Uno era Lele Daniele Marcassa, giornalista, autore, scrittore, regista, e l'altro era Giuliano Vantaggi, che è il site manager dell'associazione UNESCO Colline del Prosecco. Questo appunto per fare riferimento anche al discorso della sostenibilità che dicevo prima. È stato un premio quest'anno che ha visto delle produzioni molto importanti, oltre ad 800 giorni e ad Improvvisamente Natale. È stato premiato The Schwarm, un film realizzato da Viola Film e da Schwarm Television, che ha avuto in Alessandro Passadore il premiato come migliore produzione. È stato premiato anche una sezione dedicata all'artigianato. È stato premiato Dodges Taylor, che è un film che racconta della vita di un personaggio, Franco Puppato, che è raccontato da Donà dalle Rose, una delle famiglie nobili veneziane, e racconta l'arte della sartoria e come la vita di quest'uomo abbia influenzato la sua di vita, avendo vestito per anni gli uomini più potenti della terra. L'ultimo che ha vestito è stato appunto il presidente Biden degli Stati Uniti. Tanti altri film sarebbero da citare che sono stati oggetto appunto di segnalazioni, per esempio Diversamente di Max Nardari. Abbiamo avuto ospite l'interprete principale che era Danny Mendez, già Miss Italia. Già 96 se non sbaglio. Sì, Miss Italia, comunque ancora molto bella. Certo. E abbiamo premiato come miglior attore per il film Welcome Venice Paolo Pierobon. Welcome Venice è un film straordinario che racconta l'abbandono della città di Venezia e come attualissimo. Tema attualissimo e come Venezia stia perdendo la sua tipicità di città millenaria per lasciare posto ai turisti. Come diceva però Paolo Pierobon nel film, i turisti potranno anche passare,
ma i Granzi resterà sempre. Altre segnalazioni dall'Leone di Vetro? Sì, un'altra segnalazione molto importante è stato il film realizzato in collaborazione con la Treviso e Belluno Film Commission, Marmolada 2022. Racconta della tragedia della Marmolada avvenuta la scorsa estate ed è stato più un omaggio ai soccorritori del soccorso alpino. Persone che sacrificano e rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. È stato un momento molto emozionante rivedere il trailer del film e consiglio la visione a tutti quanti perché è veramente una testimonianza, è una cronaca, è un film cronaca, è un docufilm che racconta di questo episodio che ci deve far riflettere anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e dell'inquinamento atmosferico. Bene, grazie mille, allora la ringrazio, peraltro mi colgo la palla al balzo perché fra pochissimo dopo la pubblicità parleremo proprio di sostenibilità ambientale, insomma è un cinema, quello del territorio, che guarda molto anche all'attualità, insomma ha detto il turismo soffocante di Venezia, l'ambiente e anche alla memoria, quindi 800 giorni per non dimenticare cosa è accaduto e purtroppo sappiamo le infiltrazioni della criminalità organizzata sono tuttora presenti anche nel nostro territorio. Io ringrazio davvero Claudio De Donatis per essere stato con noi, ci ha fatto questo spaccato del cinema e del Leone di Vetro e degli obiettivi della Veneto Film Commission. Grazie davvero per essere stato con noi. Pubblicità e poi parleremo proprio di ambiente con Andrea Ferrazzi. Rieccoci in diretta, è venerdì, manca pochi secondi alle 13, allora è il consueto appuntamento con Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Allora ci siamo avevamo focalizzato la nostra attenzione la settimana scorsa sul futuro delle nostre città, in particolare sul consumo di suolo e ci siamo lasciati con una slide che fra poco vedremo ma non subito, che parlava del Veneto. Prima però colgo l'occasione per chiedere, sappiamo insomma che è entrato a far parte del comitato degli esperti di ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, allora è cosa di pochi giorni fa e le chiedo insomma quanto è importante essere dentro questo comitato di esperti e cos'è ASVIS. Ma ASVIS è l'alleanza, appunto come lei ha detto bene, che unisce 330 enti a livello nazionale per lo sviluppo sostenibile e ha l'obiettivo di consentire al nostro Paese di raggiungere i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quelli che sono stati stabiliti diciamo a cavallo nel 2015 fondamentalmente. È l'ente fondamentale in questa direzione, unisce università, centri di ricerca, aziende di piccole ma anche di grandissime dimensioni, le più grandi aziende italiane, tra le più grandi aziende italiane sono partner del nostro progetto. E per esempio la prossima settimana ci sarà a New York il grande summit internazionale organizzato dalle Nazioni Unite proprio sul cambiamento climatico e per andare a vedere come si stanno muovendo i vari stati in funzione della preparazione della prossima COP, la COP28 che verrà organizzata a cavallo tra novembre e dicembre a Dubai. Ebbene lì il rappresentante della società civile italiana è il responsabile del comitato scientifico dell'ASVIS che è Giovannini, Enrico Giovannini, che è già stato ministro nel governo Draghi per diciamo, tutta la parte della mobilità sostenibile, col quale peraltro avevo collaborato per la legge sul consumo del suolo. Quindi l'ASVIS è davvero un player ormai a livello nazionale e internazionale, sta crescendo sempre di più ed è diventato il punto di riferimento. A ottobre presenteremo proprio a Roma il report 2023 sulla situazione del nostro Paese, ma anche a livello internazionale, quindi mondiale ed europeo, dello sviluppo sostenibile. Essere nel comitato degli esperti vuol dire essere all'interno del gruppo delle persone che studiano, approfondiscono, fanno progetti e soprattutto sono in relazione con tutte le istituzioni per orientare il nostro Paese all'interno di quel grande obiettivo. E questo mi consente di dire, insomma, dà anche autorevolezza a questo spazio, insomma, del venerdì, insomma, non sono parole al vento o chiacchiere, insomma, anche perché lo abbiamo imparato con lei in questi nostri appuntamenti, è tutto ben fornito di dati il nostro discorso, e peraltro poi più avanti allargheremo il nostro spazio, insomma, anche con ospiti importanti, ma ne parleremo più avanti. Allora,
Andiamo a bomba proprio sui dati. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con, parlavamo del consumo di suolo in Italia, con il Veneto, come si piazza nella classifica delle regioni italiane. Allora, slide 1, rivediamo questa classifica, diciamo, in negativo. E ribadiamo che la fonte ISPRA, come diciamo l'altra volta, è proprio l'istituzione nazionale che è preposta allo studio dell'ambiente, dello stato del territorio, della questione idrogeologica a livello nazionale e governativo, quindi è l'ente certificato, è l'ente più autorevole che fa uno studio ogni anno e va a verificare dal punto di vista comparativo con gli anni precedenti e con gli altri paesi europei, non solo europei, lo stato dell'ambiente nel nostro paese. Ebbene, questa è la fonte dell'ISPRA che parametra, fa vedere come il Veneto si posiziona a livello nazionale per il consumo del suolo rispetto alle altre regioni. Ebbene, l'abbiamo già detto l'altra volta, purtroppo siamo secondi. Purtroppo perché cosa vuol dire? Perché chi più consuma suolo più avanti in questa classifica negativa. E ce la giochiamo, come si può vedere bene, con la Lombardia. In questo istogramma il Veneto è la sesta voce, se lei vede, cioè quella verdolina un po' più chiara, ed è molto alta quell'istogramma, quel rettangolino. Cioè vuol dire che noi consumiamo, abbiamo già consumato nel corso di questi anni, nel nostro territorio complessivo, quasi il 12% di tutto il suolo vergine che avevamo. Cioè il 12%... Questo, scusi, in quanto tempo? Dallo sviluppo, diciamo, fondamentalmente l'abbiamo compiuto dalla fine dell'Ottocento ad oggi, no? Il grande sviluppo urbanistico, poi certamente con la grande accelerazione degli anni 50, 60, pensi per esempio anche allo sviluppo industriale della nostra regione, certo, che ha comportato certamente dei vantaggi clamorosi, perché ha consentito alla nostra regione di diventare dalla regione che vedeva 5 milioni di veneti che sono andati all'estero per trovare lavoro, a una regione che invece nel corso del tempo è diventata una delle più ricche e quindi con una qualità della vita, almeno dal punto di vista economico, maggiore a livello mondiale. E poi invece un po' la crisi dagli anni 2000 e un po' il declino che stiamo vivendo in questi anni, e quindi la difficoltà, la necessità di riprendere in mano un concetto di sviluppo innovativo. Però pensi appunto come in questo quadro anche lo sviluppo di Porto Marghera abbia consumato suolo, come il fatto per esempio che ogni comune avesse un suo piano per le zone industriali. E non c'è stata la capacità di mettere insieme nel nostro Veneto i più di 500 comuni, e quasi sempre ogni comune si faceva il suo piano, e quindi spesso con problemi dal punto di vista non solo del consumo del suolo, ma anche dal punto di vista della raggiungibilità, delle infrastrutture, degli ingorghi e via dicendo. Bene, il Veneto è secondo per consumo del suolo a livello nazionale e se la gioca con la Lombardia purtroppo. E vede, la linea rossa, come dicevamo l'altra volta, è la media italiana, quindi circa il 7% del consumo del suolo in Italia è il dato appunto nazionale, e il Veneto ha quasi doppiato questa... È ben oltre quella linea rossa. Sì, e se lei vede è ben oltre anche al comparto, diciamo, del nord-est. Certo. Perché è ben oltre al Friuli, che è subito a destra, Trentino, e anche all'Emilia-Romagna, Emilia-Romagna, certo, e via dicendo, e al Trentino che è a sinistra. Beh, al Trentino moltissimo. C'è da dire che il Trentino è una condizione, come si dice, orografica diversa, perché è prevalentemente montuoso, con grandi pendenze peraltro, e quindi è evidente che in quel caso sarebbe anche difficile, volendo, certo, anche volendo sarebbe difficile. Entriamo dentro il Veneto, slide 2, vediamo qual è la mappa dello stato del suolo in Veneto, slide 2, eccola qua. E qui ci soffermeremo un attimo per più domande. Allora, intanto generalmente cosa vediamo da questa mappa? Beh, in questa mappa vediamo in maniera molto plastica e anche chiara qual è lo stato del consumo del suolo, cioè come stiamo utilizzando il suolo nella nostra straordinaria regione. E beh, è evidente, la zona verde è quella che ha suolo vergine, diciamo, no? Non consumato. E poi man mano che passiamo dalle gradazioni gialle a quelle arancioni a quelle rosse, e rosso cupo, passiamo a un suolo sempre più consumato. Allora, la parte verde cosa sono? Sono i boschi, sono le nostre foreste fondamentalmente, il polmone di tutti noi, e sono le conifere, sono le latifoglie, e le zone arancioni sono gli arbusteti, e poi abbiamo il giallo che sono le zone erbacee, permanenti oppure periodiche. E poi cosa succede? E poi si passa
nella parte urbanizzate e le nostre città. Vede, lo dicevamo già la volta scorsa, dunque la parte rossa. Il Veneto è policentrico, cioè è un insieme di tanti luoghi, un insieme di piccole e medie città, di piccoli e medi comuni, che crea una realtà appunto policentrica, diversa, dicevamo per esempio da Roma rispetto al Lazio, ma diversa anche dal Napoli rispetto alla Campania e via dicendo. Tante piccole città con grandi vantaggi ma anche svantaggi. Per esempio uno di questi grandi svantaggi è stato proprio il consumo indistinto del suolo, cioè un suolo che è stato consumato in maniera trasversale, in maniera, come dire, quasi continua, e questo crea dei problemi molto seri, alcuni dei quali abbiamo già analizzato l'altra volta. Ecco, al di là dell'azzurro scuro, che sono ovviamente, parliamo di acqua, ci sono anche dei punti più azzurrini. Quelli cosa sono? Beh, quelli sono i ghiacciai e sono i nevai, però come vede non ce ne sono più. Infatti è quasi assente. Ed è uno dei temi che abbiamo affrontato, credo il primo che abbiamo affrontato nel nostro programma, è il ghiacciaio e la drammatica scomparsa dei ghiacciai. Beh, per chi è amante della montagna questo è un dato evidentissimo, no? Proprio un anno fa c'è stata la tragedia sulla Marmolada, è collassato, non è stata la slavina, è collassata la struttura del ghiacciaio, ha comportato tra l'altro il dramma di innumerevoli morti di persone umane. Ed è l'ultimo ghiacciaio di fatto che abbiamo in Dolomiti, ma anche quel ghiacciaio sta inesorabilmente morendo, le piste da sci stanno sempre salendo più di quota e non c'è più neve, questa è la verità. E se ci sono le precipitazioni poi cosa succede? Le temperature salgono così velocemente che sciolgono tutto. Però vede, questo è un problema, come già abbiamo detto, no? Si ricorda che io feci la scorsa estate il viaggio con la moto attraverso l'arco alpino proprio per studiare insieme agli esperti la situazione dei ghiacciai. È un dato che riguarda e colpisce tutto il mondo, dall'Himalaya alla Siberia, alla Groenlandia e via dicendo, e colpisce anche l'arco alpino e colpisce anche le Dolomiti. Non ci sono più ghiacciai in Dolomiti, ce n'erano molti, ma non millenni fa, ce n'erano molti anche decine di anni fa, ora non ce ne sono più. Questo è un problema grossissimo, è un problema dal punto di vista per esempio energetico, perché gran parte dell'energia elettrica è idroelettrica, cioè la produciamo come? La produciamo attraverso l'acqua, ma se non c'è l'acqua che arriva dai ghiacciai non si produce più questa. È un problema dal punto di vista dell'agricoltura. L'agricoltura è di gran lunga la prima fonte di utilizzo delle nostre acque, ebbene nel momento in cui non c'è più acqua l'agricoltura va in crisi. È un problema dal punto di vista dell'acqua potabile, perché l'acqua che noi beviamo arriva direttamente o indirettamente dai ghiacciai, spesso arriva dopo millenni, no? Quest'acqua scende poi nelle pianure, poi scende appunto riempiendo le falde acquifere, poi vengono raccolte queste acque appunto in parte anche purificate e poi le beviamo. Ebbene è una questione della vita. Certo. E il nostro corpo è fatto fondamentalmente di acqua. Quando l'acqua sparisce questo diventa un problema. Guardi, l'acqua per esempio, la siccità, è già l'assenza di acqua, è il primo motivo, raccontano le Nazioni Unite, e lo abbiamo inserito bene anche appunto nel rapporto annuale dell'ASVIS di cui abbiamo parlato prima, è il primo motivo oggi al mondo di migrazione. Le migrazioni climatiche dettate fondamentalmente dalla siccità. Milioni di persone si stanno muovendo e si muoveranno sempre di più perché manca l'acqua. Quindi è un problema serio, è un problema fondamentale, è un problema sociale, è un problema di economia e anche di sopravvivenza. Pensi che a livello mondiale il 40% della popolazione è in assenza di acqua potabile fondamentalmente, cioè rischia di essere in assenza di acqua potabile fondamentalmente perché? Perché quest'acqua è stata contaminata da rifiuti umani. E pensi che 1,8 miliardi di persone sulla Terra, ad oggi, ha un'assenza di acqua potabile tout court, a prescindere dall'inquinamento dei nostri rifiuti, dei nostri terreni. È un problema serissimo, certo. Ed è un problema serissimo che riguarda anche la sicurezza internazionale, perché l'assenza dell'acqua comporta quelle tensioni tra i paesi che raccontano per esempio i servizi segreti nazionali e internazionali,
possono essere una delle fonti di tensioni e anche di guerre nei prossimi decenni. La guerra per l'acqua sembra una cosa incredibile nel 2023. Sempre restando sulla mappa, ha parlato di acqua inquinata. Come stiamo a siti inquinati in Veneto? Immagino che, se non leggo male, si parla anche di questo nella mappa. Beh sì, sai, la qualità del consumo del suolo vuol dire anche qualità del terreno. Beh, qui abbiamo dedicato una puntata insieme proprio sui PFAS, sull'inquinamento causato da questa azienda, la Miteni, in provincia di Vicenza, che ha causato quella che le Nazioni Unite hanno definito essere il maggiore inquinamento ambientale della storia d'Europa, perché di questo stiamo parlando. Un inquinamento di queste sostanze chimiche sintetiche, cioè prodotte da questa azienda, che ha comportato l'inquinamento non solamente delle acque di superficie, del torrente che scorreva lì, ma poi via via anche della falda acquifera. Abbiamo raccontato come la falda acquifera sottostante sia una delle più grandi d'Europa, grande come il lago di Garda. E abbiamo raccontato come quella falda acquifera è inquinata. Per questo è in corso a Vicenza il processo proprio presso la Corte d'Assisi per avvelenamento e disastro ambientale, e vediamo come andrà a finire. Ma di certo noi stiamo spendendo decine di milioni di cittadini per costruire una condotta che va a prendere l'acqua del fiume Adige e la porta nei nostri territori perché sia bevuta e consumata anche a fine agricola, perché capisce, quando si inquina in maniera insensata il territorio non si fa solo male direttamente le malattie e le ricadute appunto della sanità, ma lo si fanno anche nel tempo, perché poi servono soldi pubblici, investimenti pubblici per cercare di mettere una pezza rispetto a questi incredibili danni, e sono soldi nostri che paghiamo con le tasse. Quindi prima ci ammaliamo e dopo dobbiamo anche pagare chi magari ha inquinato, cioè le cause dell'inquinamento, cosa assolutamente folli. Bene, questo significa che dobbiamo intervenire radicalmente. Altri punti che vediamo nella mappa, i punti in rosso, ci sono diversi tipi di rosso in questa mappa, cosa indicano? Ma questi punti sono fondamentalmente le zone impermeabilizzate. Cioè, cosa vuol dire? Sono zone che sono talmente riempite di cemento, catrame, di strade, infrastrutture, che se cade una goccia non sa dove andare, no? Per essere molto chiari. Questo è un fatto grave in sé, perché le inondazioni non sono un fatto nuovo naturalmente nel panorama nazionale e regionale, ma col cambiamento climatico queste diventano sempre più frequenti e sempre più devastanti, e lo stiamo vedendo anche in queste settimane e anche negli scorsi mesi. È un problema drammatico, naturalmente, è un problema drammatico che attraverso il cambiamento climatico poi viene accentuato a causa delle cosiddette bombe d'acqua, perché non solamente, il paradosso è questo, passiamo da momenti di grande siccità a momenti di precipitazione, le bombe d'acqua, che sono di carattere totalmente diverso rispetto a quelle che avvenivano 40-50 anni fa, perché hanno un'intensità maggiore, cioè in poche ore, a volte in pochi minuti, cadono quantità d'acqua, cioè pioggia, che è pari a quella che mediamente viene distribuita nel corso delle settimane e dei mesi. E quindi se il terreno non è capace di assorbire, perché magari è stato tutto costruito, l'acqua da qualche parte va, e cioè va ovunque e distrugge tutto. E questo è un problema serissimo. Tenga in considerazione tra l'altro il fatto che la cosiddetta legge urbanistica sull'invarianza idraulica, cioè quella che ti dice se tu costruisci però devi costruire anche i sistemi di laminazione, di contenimento delle acque, della raccolta delle acque, che compensano il fatto che tu hai costruito. Bene, è relativamente nuova e risponde a una direttiva europea che è del 2007, che poi è stata recepita in ordinamento nazionale. Cioè stiamo cercando, e grazie a Dio su questo è intervenuta l'Europa e ha costretto il nostro paese e le nostre regioni a legiferare in questa direzione, stiamo cercando di mettere una pezza quando ormai il terreno è già costruito, senza invarianza idraulica, e quindi poi avvengono i disastri che abbiamo visto. Quindi terreni inquinati, terreni impermeabilizzati e la scomparsa di ghiacciai. Entriamo, è già impressionante così questa mappa, ma entriamo ancora più nel dettaglio e dovremo vedere quali sono le zone di maggiore consumo di suolo, e lo vediamo in questa slide, la slide 3. Ecco qua, anche questa, spieghiamola.
Beh, queste è il consumo del suolo in Veneto e sono tutti capoluoghi di provincia fondamentalmente, ma il consumo del suolo non si ferma solo alle città, ma è in tutto il territorio, questo lo si vede chiaramente. È la famosa consumo di suolo diffuso, no? Che si diceva prima. Assolutamente. Lei può vedere Venezia è l'area maggiore perché Venezia dal punto di vista territoriale è il comune con la maggiore superficie di tutto il Veneto, è la 10ª in Italia, perché? Perché per esempio ha tutta la laguna e siccome all'interno del comune può vedere come la dimensione anche dal punto di vista proprio dell'immagine ed è il colore più scuro quello. Sì, Venezia, ma anche Vicenza, Treviso, Padova, Verona, cioè tutte le città e tutte le zone con termine le città, le zone delle periferie, le cinturazioni urbane, ma non solo, anche le campagne, purtroppo nel nostro territorio sono fortemente hanno comportato un grandissimo consumo del suolo e questo è un problema serio. Slide 4. La slide 4 poi racconta un'altra cosa, racconta nel corso degli anni quanto stiamo consumando, no? Il tempo, perché c'è da capire questo anche, che è un altro indicatore non indifferente, così possiamo capire come nel tempo si è arrivati al consumo. La slide 4. La slide 4 racconta esattamente, per esempio, quanto si è consumato del suolo tra il 2020 e il 2021. La zona rossa sono proprio quelle recentissimo, cioè adesso fondamentalmente. Già l'altra volta abbiamo detto che nel nostro paese, mentre ne stiamo parlando, quest'anno consumeremo terreno vergine pari alla superficie della città di Bologna, cioè una città di 350.000 abitanti. Il contributo veneto, questo consumo nazionale, è al secondo posto dopo la Lombardia. E si vede qui plasticamente, perché questa è ancora peggiore della slide di prima. Cioè, sì. Anche le parti della montagna, come può vedere anche in provincia di Belluno, non sono più solo verdi intenso, ma iniziano ad essere anche addirittura rosse in alcuni casi, quindi anche il trend del consumo purtroppo non sta rallentando in maniera significativa. Questa è l'accelerazione, insomma, recentissima, vedete il verde intenso, poi il verde più chiaro, il verde quasi sbiadito, il giallo, l'arancione e il rosso. E questo in un anno, sostanzialmente, dal 20 al 21. Questo in un anno, sì, questo in un anno e vengono misurati esattamente i metri quadrati per ettaro di consumo del suolo. Incredibile, incredibile. Allora, abbiamo visto queste slide e poi ne vedremo più avanti altre. Alla luce di quanto abbiamo detto e quanto abbiamo visto, qual è, chiamiamola l'urgenza, davvero l'urgenza, qual è? Beh, l'urgenza è quella di intervenire di ogni evidenza. Noi non possiamo consentire un consumo del suolo di questo tipo perché ha delle ricadute negative dal punto di vista della qualità della vita, della salute pubblica, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista dell'economia. Quindi è evidente che questa è una delle azioni fondamentali sulla quale noi dobbiamo intervenire. Le leggi attuali dello Stato sono all'altezza di questa sfida oppure no? Ma vede, lei qui adesso tocca uno dei punti deboli, perché noi abbiamo una legge nazionale, pensi, la legge urbanistica di riferimento, che sa di che anno è? No. 1942. La legge è del 42. Del 42. E il decreto interministeriale, quello che scandisce di fatto la costruzione nelle nostre città, che è il decreto 1444, è del 1968. Quello che stabilisce la densità urbanistica, le finestre, le pareti finestrate, le distanze tra gli edifici, le altezze degli edifici e via dicendo, è del 68. Cioè stiamo parlando di anni in cui eravamo in una situazione totalmente diversa rispetto a quella di oggi, perché c'era il boom economico, il boom demografico, c'era bisogno poi dopo la seconda guerra mondiale della ricostruzione industriale anche delle nostre città. Adesso bisogna fare esattamente l'opposto. Le nostre città bisogna ripensarle, restringerle, tornare appunto ai confini di una volta, perché come dicevamo la scorsa settimana sono città deliranti che hanno consumato tutto il territorio, no? E quindi le leggi vanno riviste totalmente. È per questo che al Senato, nella scorsa legislatura, io avevo presentato come primo firmatario il disegno di legge sulla rigenerazione urbana. E eravamo lì per raggiungere l'obiettivo, peraltro un disegno di legge studiato con l'ANCI, cioè tutti i comuni, l'ANCI, i costruttori, l'asso immobiliare di Confindustria, le categorie, i geometri, i pianificatori e via dicendo. E purtroppo alla fine oggettivamente alcune forze politiche si sono opposte al raggiungimento di questa legge. È stato un atto grave perché avremmo avuto il miglior finanziamento di disegno di legge di iniziativa parlamentare di tutta la legislatura. Avevamo lavorato
con il governo Draghi, in particolare con il ministro Giovannini, che tra l'altro sarà ospite anche in questa trasmissione. Ecco, volevo dirlo dopo per lasciare un po' di suspense, vabbè, comunque. Nel corso delle prossime settimane. Quindi avremo ospiti davvero importanti. Ebbene, avevamo trovato un finanziamento plurimiliardario. Ci sono state oggettivamente delle lobby che guardano indietro piuttosto che in avanti, che guardano gli interessi di breve periodo. Il fatto sta è che non siamo riusciti a modificare una legge, eravamo lì per farlo, una legge fondamentale, e questo è un dato grave. La Regione Veneto ha fatto una legge sul consumo del suolo e dal punto di vista, diciamo, dei principi generali assolutamente apprezzabili, però sono stati inseriti degli elementi che poi la svuotano di contenuto nel momento in cui ci sono un sacco di deroghe che di fatto consentono ancora, l'abbiamo anche visto nella slide precedente, un consumo del suolo che oggettivamente non è più parametrato al concetto di sviluppo sostenibile che noi abbiamo. Allora, se dobbiamo intervenire, bisogna capire quali sono le linee guida per salvare, diciamo, salvaguardare città e territori. Le slide le vediamo dopo. Quali devono essere le linee guida allora? Ma guardi, tre, diciamo, fondamentalmente. La prima è che dobbiamo superare il concetto di urbanistica espansiva, no, quella di cui parlavamo prima. C'è un'urbanistica che consuma, ancora che legata continua al a costruire, 42 al 68. Esatto. E passare a un concetto di urbanistica rigenerativa, cioè un'urbanistica che prende atto che molte funzioni non ci sono più, che molti edifici sono stati costruiti e non vengono più usati, e invece di consumare fuori terreno vergine dobbiamo utilizzare quelli con le nuove funzioni: caserme dismesse nelle città, ospedali dismessi, scuole vecchie non più utilizzate. Diventano buchi neri, ricettacolo di malavita, no, di degrado, di droga nel momento in cui non vengono rifunzionalizzate e ripensate. Allora dobbiamo pensare alla rigenerazione del costruito piuttosto che all'espansione all'interno dei terreni vergini. Poi bisogna passare a un concetto di urbanistica, come io chiamo, scusa il concetto, olistica, cioè non è più un'urbanistica che pensa solo alle case, ma devi pensare alle persone. Le infrastrutture e le case sono a servizio delle persone, quindi non un'urbanistica per specialisti, ma una visione politica dell'urbanista e dell'urbanistica. Il disegno delle città, nei nostri comuni la funzione urbanistica è la più importante. Io ho avuto l'onore di essere assessore all'urbanistica e di edilizia del Comune di Venezia. È stata una cosa bellissima, perché hai davvero delle leve importantissime nella pianificazione, disegni della città, lo sviluppo, eccetera. E però devi farlo con questi nuovi paradigmi, se no fai danni. E poi devi inserire il tutto all'interno di un piano nazionale. Vede, il paradosso è che il nostro paese è un paese che è fatto delle 1000 città, no? Nasce dai tanti comuni, ma è un paese che manca totalmente di un'agenda urbana per le città. Manca un luogo nel governo nazionale che sappia gestire in maniera unitaria processi di crescita e aiutare i comuni e aiutare le regioni in questa direzione, nel piano delle città. Non è così per tanti altri paesi, è così per l'Italia, tanto è vero che uno dei primi commi del disegno di legge a mia prima firma di cui parlavo prima era quella di creare sotto la Presidenza del Consiglio un organismo unitario di direzione e di sostegno per la rigenerazione urbana. Peraltro, diceva lei prima, il degrado, no? Il degrado nelle città è strettamente connesso al consumo di suolo. Ma questo sicuramente, ed è esattamente per questo che noi dobbiamo intervenire, perché vede, la città, l'URBS, la forma degli edifici e delle infrastrutture, è la casa della comunità, esattamente come casa mia, casa sua, no? È la casa, l'edificio, è la casa dove sta la nostra famiglia. Allora, se la casa è adeguata, la famiglia sta bene, se la città è adeguata, la comunità sta bene, altrimenti sta male, cresce con tensioni sociali, si ammala, ha problemi sanitari, problemi di ogni genere e via dicendo. E allora è di ogni evidenza che noi dobbiamo lavorare per contrastare questo fenomeno. Guardi, il fenomeno dello sprawl urbano, cioè il fenomeno del consumo del suolo, delle città deliranti, ha poi delle ricadute negativissime sulla qualità della vita delle città, perché città che sono state costruite male sono città spaesate, arrabbiate, e quindi la linea, la leva per gli amministratori locali è fondamentalmente questa per creare delle città belle e sicure. Pensare alle persone. Vediamo allora le ultime due slide. La prima, perché andiamo sul concreto, cosa dobbiamo fare proprio concretamente?
Guardi, proprio per titoli, perché poi bisogna migliorare il decoro urbano, bisogna lavorare sulla biodiversità degli ambienti urbani, bisogna pensare al riutilizzo del già costruito. Io nel disegno di legge inserì anche il concetto di rottamazione edilizia. Abbiamo costruito negli anni 60 e 70 delle schifezze che vanno essenzialmente abbattute e ricostruite. Ridurre i consumi idrici, lavorare per la tutela dei centri storici che sono caratterizzati da pressioni turistiche insostenibili, pensi a Venezia, lavorare contro la desertificazione commerciale. I nostri centri commerciali nelle periferie hanno svuotato del commercio di piccolo vicinato, quello che invece ti consente la qualità della vita all'interno delle città e anche la sicurezza, perché le città sicure sono le città vissute, abitate. Bisogna lavorare poi in un nuovo concetto di mobilità, delle infrastrutture e poi il grandissimo tema delle residenze. Le persone che non hanno il diritto della residenza non hanno più nessun diritto. Bisogna lavorare su un nuovo piano di edilizia sociale, residenziale, come si fece con i governi Fanfani negli anni 60. Grandi investimenti pubblici in questa direzione. E il tutto, per chiudere, va fatto attraverso la partecipazione dei cittadini. Quando io ebbi in Comune di Venezia la delega all'urbanistica, voglio anche la delega alla partecipazione, a una pianificazione partecipata, perché è solo attraverso il coinvolgimento dei cittadini che si fanno le cose bene nel lungo periodo. Vediamo che la slide 6, eccola qua. E la slide 6 racconta fondamentalmente una cosa, per chiudere. Qual è lo scopo della rigenerazione urbana, no? È creare la sostenibilità. Ma che cos'è la sostenibilità, no? Di cui stiamo parlando, che è diventato ormai a livello planetario la questione centrale anche di geopolitica internazionale e quindi anche locale. La sostenibilità vuol dire fondamentalmente tre cose. È come sta in piedi, è come un tavolo, no? Un tavolo per stare in piedi ha bisogno almeno di 3 gambe. L'una gamba è la sostenibilità ambientale, perché senza qualità dell'ambiente non andiamo più da nessuna parte. È insostenibile quello che stiamo facendo nella distruzione del pianeta. Però non è sufficiente questo, bisogna avere anche la sostenibilità economica, perché tu, per creare i processi virtuosi dal punto di vista ambientale, devi avere anche le leve economiche e finanziarie che te lo consentono e creare anche le condizioni affinché sia economicamente vantaggiosa la transizione ecologica. E poi ci vuole l'ultima, la sostenibilità sociale, perché ogni transizione ha dei costi sociali, ma tu devi aiutare coloro che vengono colpiti dalla transizione, nella trasformazione dei posti di lavoro, nelle persone che sono maggiori in difficoltà. Ecco, questo è il concetto di transizione. Dobbiamo lavorare esattamente nella costruzione di un tavolo che possa stare in piedi. Tenetevi bene a mente quelle mappe che raccontano un territorio che sta andando verso un futuro non particolarmente roseo, anzi è già scuro adesso. Di cosa Però parliamo? Noi dobbiamo farlo roseo, certo. Ed è la nostra responsabilità e possiamo farlo. Di cosa parliamo la prossima settimana? La prossima settimana chiudiamo questi primi 10 incontri, mi pare, prima di rilanciare i nuovi ospiti che saranno con noi presenti, e parleremo della riforma della Costituzione in chiave ambientale. Anche perché è fondamentale, essendo la legge dello Stato, e da lì si può ripartire. Allora, grazie ad Andrea Ferrazzi per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a voi. Vi lascio come sempre al meteo, poi il film, un altro classico, Sinbad il marinaio con Douglas Fairbanks Jr. e Anthony Quinn, subito dopo il meteo. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica piuttosto bassa sul nostro territorio, dunque tempo ancora variabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 settembre. Sul Veneto prevarrà un cielo nuvoloso ma con crescenti schiarite, specie su bassa pianura e costa. Alcune fasi di piogge sparse probabilmente più rade a fine giornata. Temperature stazionarie, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 23 e 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili rovesci alternati a pause asciutte. I temporali saranno più probabili al mattino su pianura e costa, al pomeriggio invece in montagna. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 24-27 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui non mancherà un'alternanza fra sole e nubi con rovesci diffusi. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.